potrebbero essere almeno 3.000 i posti di lavoro a rischio in Veneto nel settore bancario, un settore che in regione vede impiegate circa 30.000 persone. L'Associazione Bancaria Italiana ha disdetto il contratto nazionale, che sarà così sospeso dal 1 gennaio prossimo, e la categoria scende in piazza in occasione della giornata nazionale del risparmio. Adesione al 70% in Veneto, a Vicenza il presidio regionale, provincia che da sola ha oltre 5.000 bancari. Disdetta del contratto di lavoro principalmente e ovviamente possibilità da parte delle banche di licenziare, una cosa per noi difficile da accettare, anche perché ci sono alcune cause che appunto non giustificano i licenziamenti sulle quali si vogliono muovere. Per effetto della disdetta, gli istituti di credito potranno tagliare alcune voci dello stipendio, che non è più quello di alcuni anni fa. Secondo me ad oggi, con un inquadramento di 3 livelli al di sotto di quello che ho io in questo momento, che all'epoca sono entrata con questo inquadramento, non più di 1.200 euro al mese. I sindacati chiedono di tutelare la professionalità di questa categoria e di conseguenza il servizio che rendono ai cittadini nell'assistenza qualificata sulle questioni finanziarie. Tutelando la categoria di lavoratori delle banche e tutelare il consumatore, l'investitore, l'imprenditore che sa di avere alle proprie spalle, davanti a lui, vicino a lui, una persona preparata, professionale, che rispetta un contratto di lavoro con l'azienda e che tutela anche i suoi interessi. In buona sostanza, che non diventi un sovvalticamento della categoria, un depauperamento della professionalità dei bancari, degli impiegati, dei quadri direttivi. Sul piatto la richiesta della Banca d'Italia di tagliare i costi, specie del personale, che rappresenta la metà di quelli complessivi, ma anche una riduzione dei compensi per i manager. Migliaia i posti a rischio, i sindacati stimano che per ogni 4 posti persi uno solo sarà rimpiazzato con un'assunzione. Si chiede che le banche tornino a finanziare le imprese, che i crediti vengano dati solo a chi se li merita. Perdiamo produttività, perdiamo competitività, le nostre aziende sono poco capitalizzate, quindi sono quelle che hanno pagato di più il credit crunch, cioè la chiusura rispetto al credito. È un problema, la banca deve ritornare ad essere un fattore di sviluppo, per adesso non lo è.